prima però, Elena, di addentrarci nelle discussioni di quale futuro per il territorio, questa sera diciamo, prenderemo in esame Veneto City, c'è un altro debutto. Sì, abbiamo una piccola esclusiva, chiamiamola così. Grande esclusiva. Una piccola grande esclusiva, piccola nel minutaggio, grande insomma per il piacere così di ospitare anche questi amici che hanno voluto farci questa cortesia, anche un po' sinceramente per sdrammatizzare se vogliamo i toni che la questione ha assunto anche nelle ultime settimane, ma senza banalizzarla. Abbiamo chiesto agli amici di Dollywood, che è uno staff di persone, di giovani che da settimane spopolano, da mesi ormai spopolano su YouTube con i loro doppiaggi dialettali, appunto loro sono di Dolly, da qui il gioco Hollywood Dollywood, spopolano con questi doppiaggi di film famosi e di cartoni animati in maniera irriverente, come è un po' la loro prerogativa, ma anche elegante e sicuramente ironica. Questa sera hanno voluto realizzare per noi la copertina su quello che è un po' la loro visione di Veneto City e del futuro del territorio. La vediamo insieme. Mi viene in mente del Mesio. Mesio, porca. Scusa. Insomma, Mesio che aveva tanti magazzini a ste parti, dava in affitto. So chi ha detto che invece di spendere 4.000 euro al mese di affitto, se sparagnava a costruirne de nuovi. Ed ho capito che sistema bastardo. Ah sì, scusa. Insomma, bisognava costruire nuovi magazzini e ora fare arrivare anche strade e dare a corrente, acqua, e non importava se i cittadini facevano i rognosi. Una volta che era, qualcosa non tira su anche da un par di cinema, qualche night, un museo, 2 o 3 università, ci sono parcheggi, ancora strade, marciapiede, lampioni e niente altri a farne pulsi su tutto. Va bene, dai, scusa. Ogni modo, adesso sei ancora più pieno del magazzino, che nessuno gli riesce a affittare perché se sparagna a costruirne da nuovi. Non disegna con ca? Ancora? Comunque continuo se puoi mai parlare. Grazie quindi agli amici di Dollywood.com che vi invitiamo ad andare a visitare. Vedevo l'architetto Agnolone e il sindaco Gottardo che sorridevano, quindi insomma il nostro intento e quello dello staff di Dollywood è stato raggiunto, era quello un po' di sdrammatizzare. Questa era la Veneto City 3 del 2120, quindi chiaramente abbiamo anche un po' esagerato, però la domanda centrale che si pongono, insomma, esattamente, chiaramente i ragazzi, è la nostra. Certo, esatto, è la nostra. I ragazzi di Dollywood hanno già dichiarato più volte insomma qual è il loro pensiero su Veneto City e in un qualche modo insomma, viene rappresentata questa nostra copertina ed è insomma, chiederei un commento ai nostri ospiti proprio su quello insomma, che sembra essere la paura maggiore che emerge anche da questa copertina irriverente, però tutto sommato scusate, intelligente nella preoccupazione. La domanda che ci stiamo facendo questa sera è quale futuro per il territorio. Il futuro che ci presentano i ragazzi di Dollywood è quello appunto che viene dal film Io sono leggenda di Will Smith, ma comunque è un futuro insomma, abbastanza preoccupante di una città inutile, enorme e desolata. Quindi cominciamo subito il primo giro di opinioni. Sindaco, lei è stato anche al centro di molte cronache in questi ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo mese, ed possiamo dire questa sera in diretta probabilmente è la prima volta che riuscite a stare in una stessa stanza. Adesso è una domanda che vi chiedo anche con i comitati del territorio con cui c'è stato anche abbastanza attrito, quindi la prima domanda che faccio è come mai ci ritroviamo, ed è anche il motivo con cui abbiamo cominciato questo dialogo questa sera, perché siamo costretti a stare dentro uno studio televisivo invece di poter usare una bella piazza di Dolo al vostro consiglio comunale, e se chiaramente d'accordo con la visione così di non sono leggenda di Dollywood.
Intanto devo dire che sono sempre molto simpatici, ne ho visti diversi di questi filmati, sono molto carini, quindi mi devo complimentare con loro perché la satira e l'ironia fanno molto bene, quindi è sempre bene rimanere coi piedi per terra e accettare anche le critiche costruttive. Sì, è vero, dietro a questo filmato c'è una paura ed è la paura che avevamo anche noi 20 mesi fa, quando abbiamo cominciato.